Buongiorno da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Elezioni amministrative a Catania, le liste trascinano Enrico Trantino, il centrodestra ottiene 30 dei 36 posti in Consiglio Comunale, incerto solo un seggio, tra le opposizioni si salva Caserta. La mappa del voto negli altri due comuni che hanno eletto il sindaco, larghe maggioranze per Cassia e Ragusa e Tranchida a Trapani, aria di novità nella giunta regionale dopo lo scontro su Turano. Una discarica nel letto del fiume Eleuterio a Misilmeri, materiale di risulta dei cantieri scaricati dai camion, scoperti oltre 1000 metri cubi di rifiuti, 5 gli indagati. Ad Agrigento fa discutere la nuova gestione pubblica della Scala dei Turchi con l'affidamento al parco archeologico Valle dei Templi e il pagamento di un ticket d'ingresso, ma i proprietari non ci stanno. Protestano i lavoratori dell'AMAP a Palermo senza stipendi, 700 dipendenti non sono stati pagati per il blocco dei conti aziendali, depositata un'istanza alla Procura europea per chiedere il dissequestro. Catania pronta a riabbracciare il grande volley, entro l'inizio di giugno verrà perfezionato il trasferimento alla Saturnia del titolo di Superlega che apparteneva a Vibo Valencia. Ancora buongiorno da Telecolor. Elezioni amministrative in primo piano, centrodestra piglia tutto a Catania. I partiti che hanno sostenuto Trantino conquistano 30 dei 36 posti in Consiglio Comunale, ancora incertezza sull'attribuzione di un seggio. Tra le opposizioni si salva solo Caserta che va ben oltre il risultato delle sue liste. Luca Ciliberti. Catania trazione centrodestra, la coalizione stravince in città e in generale in tutti i comuni chiamati nel voto nell'Interland etneo. In città vince Fratelli d'Italia e il nuovo sindaco Enrico Trantino certifica per la prima volta a Giorgia Meloni la guida di una grande città, è un unicum in Italia. Le 7 liste del centrodestra totalizzano il 70% dei voti, il candidato sindaco però va sotto le liste di 1 migliaio di voti e totalizza il 66% delle preferenze, il 13% in più però rispetto al suo predecessore Salvo Pogliese nel 2018. L'ex sindaco, oggi coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, però festeggia anch'esso e trova il successo della sua lista a Catania. Si piazza prima con il 15% dei voti, ai quali si aggiunge l'8,5% della lista Trantino. Complessivamente il 23,5% per l'area dei patrioti catanesi e Pogliese si prende anche una rivincita sulle malelingue che lo volevano in calo in città, centrando l'elezione di 8 consiglieri comunali suoi di riferimento, tra i 10 eletti certamente in Fratelli d'Italia e lista Trantino. Ballerebbe ancora il 7° eletto nella lista Fratelli d'Italia che porterebbe il totale a 11. In 2 consiglieri comunali superano le 2000 preferenze personali, sono Daniele Bottino e Andrea Barresi, entrambi uscenti. Ottimo risultato anche per gli autonomisti. Le 2 liste di Raffaele Lombardo, Grande Catania e Movimento per le Autonomie, portano in consiglio 6 rappresentanti. Bene anche Forza Italia che prende il 12% ed elegge 5 consiglieri. Tra questi spiccano Riccardo Pellegrino che si era candidato a sindaco alle ultime amministrative da indipendente e Pier Maria Capuana, giovanissimo ex assessore a San Giovanni alla Punta. La Lega piazza 5 consiglieri con l'11% e in provincia risulta sempre primo partito. Anche Totò Cuffaro festeggia il suo 6% che gli garantisce oggi 3 seggi in aula. Rimuginano le opposizioni. Malissimo il Movimento 5 Stelle, prende solo 2 consiglieri. Tra questi non ce la fa l'ex deputata Gianina Ciancio che perde il seggio al fotofinish. Il PD potrebbe alla fine salvare la debacle totale vedendosi assegnare per qualche manciata di voti un 4° seggio che arriverebbe proprio a discapito di Fratelli d'Italia. Discorso a parte per il candidato sindaco Maurizio Caserta che entra in consiglio comunale da miglior secondo, prende 4.000 preferenze in più e supera di 6 punti percentuali le liste che lo sostenevano. A Ragusa e Trapani si delineano le geografie, per così dire, del Consiglio Comunale alla luce delle percentuali delle liste e dei seggi ripartiti. Nella città Iblea perdono i partiti nazionali e le liste civiche a sostegno del sindaco Cassia ottengono 17 seggi con i 7 delle opposizioni. Stesso equilibrio per Trapani dove Tranchida avrà l'appoggio di 16 consiglieri contro 7. Ce ne parla Roberta Lunghi.
Con la vittoria schiacciante con il 62,92% di Peppe Cassi a Ragusa e del suo movimento civico vengono messi in ombra i partiti nazionali di destra come di sinistra, dove al primo posto c'è il PD con l'8,38%, a seguire Fratelli d'Italia con il 7,54%, il Movimento 5 Stelle con il 5,93%. Tutte le liste a sostegno di Peppe Cassi superano lo sbarramento del 5%. A supporto del sindaco rieletto andranno 17 seggi. Peppe Cassi, sindaco Ragusa 2023, ha ottenuto 8 seggi grazie al 27,96% della lista più votata. A Partecipiamo Ragusa Futura vanno 4 seggi, 2 seggi ciascuno sono andati alle liste Ragusa Prossima e Ragusa Terra Madre. Un seggio è andato a De Luca per Ragusa. Le liste a supporto di Riccardo Schininà che entreranno in Consiglio Comunale saranno il Partito Democratico, 2 seggi, anche Generazione Demos con 2 seggi, infine un seggio a territorio. Non spetterà un posto di diritto a Schininà come secondo eletto per non avere raggiunto il 20% delle preferenze. In Consiglio Comunale a Ragusa entra anche Fratelli d'Italia a sostegno di Giovanni Cultrera, ottenendo un seggio anche al Movimento 5 Stelle che sosteneva Firrinceli. Il consigliere più votato a Ragusa fa capo alla lista Cassi Sindaco, si tratta di Gianni Giuffrida con 1017 voti. Trapani, altro capoluogo che riconferma il suo primo cittadino in Giacomo Tranchida con il 42,45%, mostra in Consiglio Comunale la predominanza delle liste, in particolare quella a sostegno di Maurizio Miceli, secondo arrivato, con la lista Amo Trapani, Miceli sindaco, che è la più votata con il 16,49% e che ottiene 3 posti in Consiglio Comunale. Sono 16 i seggi raccolti complessivamente dalle liste a sostegno del neoeletto Tranchida, che superano tutte la soglia di sbarramento del 5%. A Trapani Tua con Tranchida 4 seggi, Polis Tranchida sindaco 2 seggi, così come Trapani con Coerenza, Sviluppo e Solidarietà, i Democratici, Tranchida il sindaco per Trapani, Uniti per Trapani e Trapani al centro. 7 seggi in Consiglio Comunale vanno alle liste che hanno sostenuto il candidato di centrodestra con l'unico simbolo nazionale di Fratelli d'Italia, che con il 9,76% ottiene 2 seggi, 2 anche a Noi con la Sicilia. Tra gli eletti con Uniti per Trapani c'è Giovanni Parisi, che ha ottenuto più di 500 voti. E finite le amministrative si tirano le somme valutando il risultato elettorale. Il centrodestra ha ottenuto un successo importante, anche se nell'isola cresce la voglia di centro, pur con Fratelli d'Italia sempre in testa in molte parti della Sicilia. Brucia però il risultato di Trapani, frutto di una spaccatura per la quale adesso proprio Fratelli d'Italia chiede conto alla Lega con prevedibili conseguenze nella composizione della giunta Schifani. Ce ne parla Maglio Viola. Lo scontro era nell'aria da tempo e questa volta il presidente della regione non lo eviterà. Il risultato elettorale di Trapani agita la coalizione di centrodestra alla regione. Se è vero che proprio il centrodestra ha vinto quasi ovunque, proprio a Trapani la rielezione del sindaco di sinistra uscente Giacomo Tranchida brucia. Brucia perché il candidato di coalizione, Miceli, ha ottenuto un buon risultato e non è arrivato distante dal sindaco eletto. E se al suo fianco ci fosse stata anche la Lega, la vittoria sarebbe stata a portata di mano. Ma gli uomini di Mimmo Turano, assessore regionale, ex UDC e oggi in giunta proprio in quota Lega, sotto le insegne di una lista civica, hanno corso con e per Tranchida. Un tradimento percepito come tale anche da Schifani. Adesso a formalizzare la richiesta di intervento è Giampiero Cannella, coordinatore di Fratelli d'Italia a Palermo, che vuole la testa di Turano, politicamente parlando. Ma il tagliando alla giunta regionale era in programma a settembre, dopo l'estate, e questo potrebbe essere un problema. Le elezioni amministrative hanno consegnato però anche altri dati che possono avere peso. Dal centrodestra cresce la voglia di centro. Forza Italia tiene e si conferma un po' ovunque, mentre la DC di Totò Cuffaro elegge ben 5 sindaci, mentre avrà assessori in altri comuni. A Modica e Licata è addirittura il primo partito. 2 dei 5 sindaci sono eletti nell'Agrigentino. Una presenza crescente che, anche in virtù dei buoni rapporti fra Cuffaro e Schifani, potrebbe significare qualche spazio in più alla regione, anche se non in giunta. Ma non è l'unica forza politica a mostrarsi in salute. Sud chiama Nord di Cateno De Luca elegge a sua volta 5 sindaci. Sono 5 deputati regionali che andranno a fare anche i primi cittadini, insieme allo stesso De Luca, sindaco di Taormina. Resta da capire la collocazione politica di questa formazione, che con le opposizioni dialoga davvero poco. Si disegna uno scenario che comincerà a chiarirsi però soltanto dopo i ballottaggi. E adesso la pagina della cronaca, materiali di risulta dei cantieri scaricati dai camion sul fiume Eleuterio a Misilmeri, siamo in provincia di Palermo, scoperti oltre 1000 metri cubi di rifiuti, sono 5 gli indagati. Lucilla Zara.
Lo vedete, il cassone del camion che si ribalta sversando di tutto. I materiali di risulta provenienti da un cantiere per la costruzione di un centro commerciale erano direttamente scaricati sul letto del fiume Eleuterio, diventato una bomba ecologica. I carabinieri della compagnia di Misilmeri e i militari del centro anticrimine Natura di Palermo hanno denunciato la legale rappresentante di una ditta di costruzione di Misilmeri, 3 dipendenti e un palermitano. Gravissimi danni sul fiume, modificati gli argini con rischi di natura idrogeologica per tutta la zona circostante, dovuti al restringimento dell'alveo e dallo sbarramento del regolare deflusso delle acque. I carabinieri hanno scoperto anche 21 sversamenti illeciti, tutti sull'Eleuterio, provenienti da demolizioni edilizie, miscelati ad altre tipologie di rifiuti, di plastica, pneumatici, imballaggi e metalli, livellati poi con l'utilizzo di una ruspa. Scoperti oltre 1000 metri cubi di rifiuti, l'inchiesta ha portato al sequestro preventivo anche di una zona di 1000 metri quadrati, autocarri e mezzi meccanici dell'area di un cantiere di un immobile nel quale venivano stoccati rifiuti pericolosi in attesa di essere smaltiti sul letto del fiume. Il valore dei beni sequestrati ammonta a 1,5 milioni di euro. L'elenco delle contestazioni è lungo: inquinamento ambientale, gestione e stoccaggio illecito di rifiuti speciali, realizzazione di discariche abusive, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione sui beni paesaggistici, distruzione e deturpamento di beni naturali, nonché danneggiamento di acque pubbliche. I finanzieri di Palermo hanno sequestrato 47 kg di hashish nascosti in un autocarro nel corso di un controllo di routine. Durante l'identificazione del conducente del mezzo, i militari hanno notato nell'uomo un nervosismo sospetto, da qui la decisione di effettuare una o più approfondite attività di ispezione dell'autocarro. Il ritrovamento di 45 involucri del peso di 1 chilo l'uno, avvolti dal nastro di imballaggio con la scritta Limone 2021, nonché altri 5 involucri di differenti dimensioni del peso complessivo di 2 kg, per un totale di 47 kg di sostanze stupefacenti che, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per 500.000 euro. Il Corriere di nazionalità italiana è stato posto agli arresti domiciliari. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del telegiornale. Da Agrigento diventa un caso la nuova gestione pubblica della Scala dei Turchi, con l'affidamento al parco archeologico Valle dei Templi e il pagamento di un ticket d'ingresso. I legittimi proprietari del sito naturalistico però smentiscono la notizia e dichiarano che non esiste alcun accordo. Davide Sardo. Diventa un caso la nuova gestione pubblica della Scala dei Turchi di Realmonte. Tra annunci in pompa magna di enti autorevoli e smentite clamorose dei legittimi proprietari del sito naturalistico, il rischio che l'utilizzo rimanga senza regole è davvero molto alto. Ma andiamo con ordine. Ieri, durante la cerimonia di riapertura della villa romana di Durrueli, è stato annunciato l'affidamento della Scala dei Turchi al Parco archeologico della Valle dei Templi, con il pagamento di un biglietto per accedere in sicurezza alla Scala dei Turchi. La possibilità, anzi più che una possibilità, di una convenzione che stiamo proprio mettendo a punto negli ultimi giorni di questa settimana, che vedrà la collaborazione tra Parco della Valle dei Templi e amministrazione comunale di Realmonte, che ci darà aiuto, supporto, valorizzazione di quest'area, che potrebbe avere anche un interesse per quanto riguarda una visita contingentata e accompagnata alla Scala dei Turchi. Verranno predisposti servizi per abbattere le barriere architettoniche, verranno predisposti servizi per accompagnare i turisti, di informazione, infopoint, insomma una macchina vera di gestione per una corretta fruizione. Dichiarazioni che hanno irritato i legittimi proprietari della Scala dei Turchi, la famiglia Shabarà, i quali hanno subito stoppato l'entusiasmo, scagliandosi contro Regione, Parco e Comune per aver diffuso notizie false alla stampa. Senza il nostro consenso, si legge in un comunicato diffuso dagli avvocati Scozzeri e Cremona, non si ha alcuna facoltà di decidere i termini, i ticket, la fruibilità relative alla gestione della Scala dei Turchi. Non esiste nessun accordo tra i proprietari e gli enti.
I legali inoltre rilevano che esiste una convenzione siglata alla regione tra la famiglia Chabarrà ed il comune di Realmonte che affidava a quest'ultimo la gestione temporanea fino al 30 luglio 2023 della Scala dei Turchi. Nel frattempo la contesa prosegue anche nelle aule giudiziarie. A giugno si terrà al Tribunale di Palermo l'udienza relativa alla controversia civile tra la famiglia Chabarrà ed il comune di Realmonte per la gestione del sito. Tutto questo mentre una nuova stagione estiva è alle porte, senza mettere la parola fine all'utilizzo improprio della meravigliosa scogliera di Marna Bianca. Adesso a Palermo, nuova protesta dei lavoratori dell'AMAP, la situazione stipendi non si è ancora sbloccata. Sentiamo Marco Gullà. Sono giorni, forse ore decisive per l'AMAP di Palermo e i suoi lavoratori. Le immagini che vedete sono quelle relative al nuovo sit-in inscenato questa mattina dai dipendenti dell'azienda davanti alla prefettura, azienda che oltre a svolgere il servizio idrico integrato nella città di Palermo garantisce l'approvvigionamento idrico ad altri servizi a vari comuni della provincia. Partita in corso per sbloccare i conti dell'azienda sequestrati dalla procura e pagare quindi gli stipendi ai circa 700 lavoratori. Ci sono le scadenze che incombono, ci sono tante cose, abbiamo famiglia, abbiamo affitto di casa, chi ha mutuo, insomma tante cose che vanno rispettate. Personalmente da 34 anni faccio parte di AMAP, non è mai successo, non è mai capitato una cosa del genere di non avere gli stipendi. Le cose sono un attimino a catena perché non solo gli stipendi ma è un disagio e sarà un disagio se continua questa situazione per tutta la città di Palermo. Disagi che AMAP vuole evitare. Ieri è stata depositata l'istanza alla Procura europea. C'è la lista di beni e altre liquidità aziendali su cui l'avvocato di AMAP propone di applicare il blocco, chiedendo in cambio il dissequestro dei conti per poter pagare gli stipendi ai fornitori. La palla quindi passa alla Procura di Palermo che dovrà decidere se dare il benestare alla riapertura dei conti AMAP. Rischiano anche i cittadini e speriamo che questo non ci arriviamo perché ci sono gli ospedali. C'è gente malata che ha bisogno d'acqua. Siamo veramente scioccati perché si è bloccato tutto, noi gestiamo oltre all'acquedotto anche la fognatura, la depurazione, gli impianti hanno bisogno di reagenti, hanno bisogno di materiali. Stiamo continuando a fare il nostro dovere, a lavorare come abbiamo sempre fatto per portare avanti la nostra azienda che rappresenta per noi una parte fondamentale della nostra vita. Giornale a Sicilia 24 Focus, si parlerà della rete della banca del latte, cosa fare per donare e di allattamento. Ospiti di Adelaide Barbagallo, la dottoressa all'ospedale Garibaldi di Catania, Gabriella Tina, direttore terapia intensiva neonatale, e Loredana Conti, responsabile della banca del latte. Le vostre domande con un messaggio al 342 745 5005, trasmissione in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora per la pubblicità. Rieccoci in studio, c'è una notizia di cronaca, una piccola bara bianca è stata ritrovata ai margini della strada del quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, al confine con il comune di Mister Bianco. Sul fatto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri della tenenza del paese che hanno avviato un'indagine per capire se la bara contenesse il corpicino di un bimbo oppure se è stata abbandonata sul posto vuota. L'unico particolare è che dentro vi erano ancora le parature funerarie utilizzate per la sepoltura. Adesso parliamo di sport, frenata del presidente del Messina Pietro Scosciotto per la cessione del club. Infatti non c'è l'accordo economico con l'imprenditore Fabrizio Mannino e il futuro dell'ACR è sempre più incerto. Sergio Colosi. Si complica la cessione dell'ACR Messina. Il presidente Pietro Sciotto spiega in un comunicato stampa che al momento non è pervenuta alcuna offerta reale per l'acquisto delle quote societarie, smentendo la notizia di una proposta da 3 milioni di euro formalizzata e rifiutata dalla proprietà. Dall'altra parte l'imprenditore torinese con origini palermitane Fabrizio Mannino avrebbe ricevuto però una lettera dallo stesso Sciotto in cui quest'ultimo spiega che il valore attribuito alla società non è conforme alla sua valutazione, ma confida in una trattativa seria che porterà certamente risultati ottimali per entrambi. In sintesi la risposta di Sciotto a Mannino è no, ma riparliamone.
La differenza tra domanda e offerta potrebbe essere di circa 1 milione di euro, ma non solo. Sciotto ha anche chiesto di inserire nella trattativa il patto di assoluta riservatezza, sottoscritto dalle parti, e di non trattare la questione degli stadi, per i quali Mannino ha chiesto una concessione trentennale, perché fuori dal controllo della CR Messina, in quanto gli impianti Celeste Francoscoglio e il Palasport nella zona di San Filippo sono di proprietà del comune. A questo punto la cessione del club è sempre più in salita e il 7° campionato di Sciotto nel Messina ha un'ipotesi tanto possibile quanto carica di incertezze. Potrebbe essere uscito di scena l'imprenditore romano Manuele Ilari, che a Sciotto avrebbe proposto la formula di un pagamento a rate. Adesso cambiamo sport. Catania è pronta a riabbracciare il grande volley. Entro la prima decade di giugno si concretizzerà il trasferimento alla Farmitalia Saturnia del titolo di Vibo Valencia. La società etnea si prepara alla nuova sfida. Angelo Gagliano. L'intesa con la federazione c'è già, ma per la ratifica serviranno ancora una decina di giorni, quelli per intenderci necessari per gli adempimenti tecnici. Catania, grazie alla Farmitalia Saturnia, è pronta a fare il suo ritorno dopo 26 anni nell'Olimpo del volley nazionale. Un doppio salto inaspettato che inorgoglisce il presidente Luigi Pulvirenti. Un'opportunità ma anche una grande responsabilità, quella di rappresentare il nostro territorio nella massima serie pallavolistica, nel campionato più bello del mondo. Dopo 26 anni. Adesso aspettiamo che la trafila burocratica, che ci sono dei tempi che vanno rispettati, dei passaggi burocratici che vanno confermati. Il 6 giugno il Consiglio di amministrazione della Lega ha 5 giorni per ratificare tutti i movimenti, quindi i tempi tecnici sono questi. Realisticamente entro il 10 giugno questo percorso sarà concluso. L'acquisizione del titolo di Vibo Valencia sarà, lo ricordiamo, gratuita, ma il management della società etnea prima del via libera ha valutato la sostenibilità del progetto Superlega, decisivo il sostegno economico di Farmitalia. Farmitalia c'è, ha fatto un ulteriore sforzo e supporterà tutto questo. Speriamo ci supporti anche la città e i tifosi. Ridisegnato l'organigramma societario, nelle prossime settimane la dirigenza lavorerà anche per rinforzare la squadra, che sarà allenata ancora da Valdo Cantor. Noi ripartiremo da Valdo Cantor con degli innesti importanti nel settore tecnico. Sarà un campionato molto complicato, dove il nostro unico obiettivo ovviamente sarà la salvezza. Siamo fiduciosi di poter mettere assieme una squadra competitiva. Ovviamente tutti gli annunci li faremo dopo che tutti i passaggi burocratici saranno consumati, perché è giusto e rispettoso fare in questo modo, però insomma siamo fiduciosi che una squadra che possa essere competitiva per l'obiettivo stagionale, che è salvarsi, riusciremo a metterla insieme. Grazie alla Farmitalia Saturnia il Sud continuerà ad avere una squadra in Superlega, dunque nel campionato più importante al mondo. Già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buon pomeriggio.